Bene, buonasera a tutti e benvenuti all'Ateneo Veneto. Perché un'altra storia su Venezia o di Venezia? Ma forse perché Venezia non si finisce mai di raccontarla. Questa si autodefinisce breve storia di Venezia, ma in realtà è una storia completa, perché se voi vedete, a parte i primi 2 capitoli, prima di Venezia e il Medioevo, è proprio divisa in secoli e prende in esame tutti i secoli fino al Novecento, perché del 2000 il nostro autore nell'introduzione dice di non volersi occupare perché è ancora vicino. Io ho scorso questa breve storia di Venezia e devo dire che quello che la contraddistingue forse dalle altre storie è l'amore. L'amore che Colferrai ha per la sua città, la profonda conoscenza che ne ha e la devozione che le ha sempre dimostrato in tutta la sua vita professionale e anche in questa storia. E è amore anche aver affrontato tutta la storia di Venezia, perché ci vuole coraggio. Ed è una storia ovviamente completa, una storia documentata, ma che nella scelta degli episodi da raccontare, delle persone da narrare, mette passione. Non per nulla il sottotitolo è Un grande viaggio nella vincente storia di Venezia. E allora c'era bisogno di un'altra storia di Venezia? Sì, di quella di Colferrai c'era proprio bisogno. Buona ascolto a tutti. Bene, buonasera e vediamo di andare un po' a ruota libera, ma dando un po' una linea su questa storia. Qui avete con me intanto l'autore, che è Luca Colferrai, noto alle cronache anche come priore della Compagnia di Calzai Antichi. E non si pensi che questa sorta di goliardica ma serissima istituzione sia qualcosa di cui in qualche modo ci si debba vergognare, prima di tutto perché Luca non si vergogna di fronte a nulla, notoriamente, ma anche perché invece ha una grande tradizione volevo dire nel dibattito culturale, ma diciamolo meglio, nella organizzazione culturale. Da quando esiste il Festival della Poesia Erotica, per esempio, a Carnevale, ma anche molte altre iniziative che sono andate via via spalmandosi negli ultimi 30-40 anni almeno. Sì. Dopodiché giornalista, pubblicista, autore, scrittore, editore pure. Da questo punto di vista Colferrai è sembra strano dirlo, è un grande lavoratore. Perché dovete sapere che nel nostro siparietto con cui ci conosciamo assieme ad altri amici giornalisti da, meglio non dire quanti anni, ma più sicuramente ci dicono una quarantina, Luca è sempre solare e splendidamente riesce a fare delle cose in modo che uno poi si aggroviglierebbe davanti al cursore del computer che ti guarda e tu devi scrivere. Invece lui riesce, quasi senza dirci nulla, ha sfornato 400 pagine di storia di Venezia con dovizie di bibliografia. E se posso dire, l'attenzione particolare è sicuramente più per la storia moderna e contemporanea che rispetto a quella medievale o del cosiddetto early modern, la prima età moderna. Come è strutturato questo libro? Perché voi direte, ma insomma, come si diceva prima, ancora una storia di Venezia, però
oggi, e un'altra di fatto ne presenteremo giusto fra un mese, di un altro solerte poligrafo come Alessandro Marzomagno, e prendere la storia e prendere dei secoli della storia di Venezia e prendere un personaggio e prendere un evento, devo dire che è dal punto di vista del lettore, una ipotesi riuscita. Perché? Perché sciorinare tutta la storia diventa una palla allucinante, più della celebre corazzata Potionkin. Invece fissare l'attenzione del lettore su alcuni punti, e ve ne cito qualcuno, la serrata del Maggior Consiglio, la peste nera del 348, la peste del 1630, la congiura di Bedmar, oppure, pensando ad altri personaggi, la dogaressa bizantina Maria Arcira, oppure Eufemia Giustiniani, i capitani di Ventura, giù, ad arrivare al Novecento di Peggy Guggenheim, di Maria Pezzè Pascolato, passando per Teodochi Albrizzi anziché Renier Michiel, fissa in qualche modo la storia di Venezia attraverso una storia di persone. Vorrei dire, se non facessi un paragone azzardato, che è una storia in una lettura un po' idealista, nel senso antico e filosofico del termine, no? Idealista nel senso, senza scomodare Benedetto Croce, ma quello è il filone, insomma. Una storia fatta di uomini, una storia fatta di persone, più che di istituzioni. E qui questa agile silloge, in qualche modo, fissa dei punti che poi permettono al lettore di, volendo, andare ad approfondire. E per cui, come vi dicevo, vi sono dei punti fermi. Il Medioevo, a parte l'origine di Venezia, prima di Venezia, cioè i Longobardi, cioè la forma e la struttura dell'arcipelago che prende forma nel pesce, dicevo Pietro Orseolo, i tre poli della città, la serata del Maggior Consiglio e la Quarta Crociata nel 200, il 300 con la peste, il 400 con i capitani di Ventura, il 500 non può che essere la battaglia di Lepanto. Però, per esempio, ecco, la battaglia di Lepanto non Agnadello o Cambrai. E qui poi torniamo su questo tema. L'interdetto nel 600, la peste, e poi da lì tutto il grande momento dei teatri, passando per la congiura di Bedmar, e poi molto spazio c'è il Settecento, che è un po', devo dire, il secolo prediletto da quel grande goldoniano che è sotto col Ferrai. L'Ottocento e poi altro capitolo molto importante, il Novecento, dal quale sembrano, se scorrete l'indice, sembra sparire i personaggi, ma invece ce ne sono anche di più, non solo le 6 donne citate e a cui l'autore dedica un capitolo, ma anche Volpi, Cini e un po' tutti i personaggi più celebri. E quindi poi magari nelle domande cercherò di andare più in profondità, però mi pare che da storico poi, arrivando al Novecento e pur tralasciando gli ultimi 20 anni, l'autore si ricordi anche di avere un côté giornalistico e comincia a fare delle critiche, comincia a fare delle supposizioni che invece nei secoli precedenti non fa, arrivando alla chiusa dell'ultimo capoverso che rappresenta una pietra tombale nei confronti della città. E piacerà ai nostri amici che sono più usi al linguaggio delle prefiche piuttosto che a quello degli speranzosi. Nel corso di un secolo Venezia ha perduto le caratteristiche che ne facevano una città, non ha le potenzialità per rigenerarsi e la presenza di suoi abitanti ancora in grado di tramantarne la cultura è sempre più marginale. Punto a capo, finito, andiamo a casa. Voglio dire che invece
nel corso dei secoli precedenti, caro Luca, ogni tanto tu hai un gusto di scrittura, ma anche un'attenzione un pochino leggendaria. Cioè sei più positivo nei confronti della storia rispetto a quello che non sei nella storia più recente. Ne abbiamo ben donde, ovviamente, però la storia dei secoli trascorsi assume una veste inevitabilmente più positiva. Pericolosissimo questo se non conoscessimo le tue collocazioni anche storiografiche o comunque di lettura. E non so se mi spiego, poi dopo cercherò anche di arrivare a qualche domanda finale in modo da essere più esplicito. Il Novecento è una sorta di secolo breve che inizia con il crollo del campanile di San Marco e finisce con l'incendio della Fenice. Sempre per stare sul positivo. Sì, Anche perché poi sì, si parla di riedificazione, ma uno finisce nel 2000 e sfora al secolo successivo. Dicevo, qualche concessione alla leggenda è il comune sentire, se posso fare qualche piccola critica. Meno male che qui non ci sono i discendenti, non ne vedo qui, discendenti degli ultimi nobilomeni, ma a Venezia si chiamano patrizi, non nobili. E se li chiami nobili, si confondono con quelli di terraferma e credo che non sarebbero tanto contenti. Marine Falière, di cui tu ricostruisci, come per altre congiure con dovizia particolari, la storiografia però non solo spiega tutto quello che dici tu, che potrebbe anche essere stato un misunderstanding, eccetera, eccetera, ma è stato anche forse quello che ha tentato di trasformare in signoria ereditaria la Repubblica. E quindi, come dire, forse quello è stato l'errore più grave, no? E più al di là del fatto che fosse un traditore, che avesse accettato il suo destino. E così, insomma, Repubblica di San Marco, quella di Manin o Repubblica Veneta? Anche qui c'è un'ampia bibliografia, certo, e un'ampia querelle, perché se si cita troppo la Repubblica di San Marco si va da una parte, da una certa parte, se si cita più la Repubblica Veneta allora si resta più nella tradizione. Ecco, sono spunti che il libro lascia aperti e che lascia poi come dire, al lettore. Ma chiudo qui questa breve introduzione per dire che non è un libro nostalgico, però c'è sicuramente più attenzione e uno sguardo diverso verso il passato, ma non c'è sicuramente quello sguardo nostalgico che si potrebbe attendersi da un libro che in fondo è uscito comunque in un periodo in cui 1600 anni o di riffa o di raffa ce li hanno propinati in tutte le salse. E quindi chiuderei con una domanda. Dovendo finire nella famosa isola deserta, sì, dovendo salvare in qualche modo della storia di Venezia 5 momenti. 5, così tanti, sì. Non so se me li ricordo tutti i 5, capito? Facciamo 3? No, va bene, dai, vai. 5 momenti. Dalle origini agli anni 90 sì, del secolo scorso. Lei, signor Colferai, quale salverebbe? 5 momenti da salvare della storia di Venezia e cancellare tutti gli altri. Perché... Ma no, quelli li porti in un'isola deserta, no, che diciamo, te li conservi sì, ci sono dei punti di svolta fondamentali, ecco, diciamo. Posso fare una piccola premessa, certo, però, da autore. Quando mi hanno proposto di scrivere questa breve storia di Venezia, ho pensato che soltanto uno scriteriato folle come me, un poco narcisista, anche esibizionista, poteva accettare il giorno d'oggi di scrivere in breve la storia di Venezia, perché ci sono alcuni pericoli gravissimi che delle insidie nel percorso di chi si avventura nella stesura di una storia così lunga, complessa e piena di cose. Diciamo che
Da un lato ci sono i grandissimi storici che hanno scritto opere, Romanin o Lane per esempio, cioè ci sono delle storie già scritte su Venezia che hanno fatto storia non solo nella storia di Venezia, ma nel modo di fare la storia in tutto il mondo. Mettersi in competizione con questi grandi è assolutamente da scervellati. Dall'altra parte invece da molti anni c'è anche una pletora, diciamo, una grandissima produzione di opere che guardano ai dettagli, alle particolarità, alle bizzarrie, alle curiosità di cui la nostra storia è piena e che si ripetono sempre le stesse. Microstoria. Le microstorie, ma neanche proprio, diciamo, le curiosità. E quindi già questo ci si trova, no, in bilico e oltre a questo c'è il grosso, grande, enorme, gigantesco problema della nostalgia, del ricordo del passato, che è come dire, una ferita nel cuore di tutti i veneziani, non solo veneziani, ma tutti quelli che conoscono o che amano la città di Venezia e che ancora in parte, diciamoci la verità, vivono la caduta della Serenissima Repubblica come un fatto realmente accaduto una settimana fa. È un po' come nel Quebec, sì, dove è scritto l'inno del Quebec è Je me souviens. Di cosa si ricordano che hanno perso a metà del Settecento i francesi il Quebec? Non lo so, però insomma, ecco. Je me souviens. Esatto. E questo continua, rimane sempre questa cosa. È come uno dei grandi padri spirituali della compagnia di calza agli antichi, il conte Émile Targhetta d'Audriffet de Gréoux, di antica nobiltà delle montagne francesi, della Savoia, che nella sua lunghissima vita, quando raccontava della rivoluzione francese, sembrava che fosse successo un mese fa. E lui ne parlava, e poi la rivoluzione russa era stata 15 giorni dopo, e comunque era sempre una cosa che faceva malissimo a lui mentre lo raccontava, gli venivano anche un po' di lacrime agli occhi. E allora, ecco, diciamo così, per scrivere un libro di storia su Venezia senza essere nostalgici è difficilissimo. Scrivere un libro sulla storia di Venezia senza cadere nell'entusiasmo degli eroi e delle grandissime storie che si stanno raccontando è altrettanto difficile. E non sono riuscito, mi sono fermato ai 20 anni fa perché non volevo diventare, mi sembrava di essere stato anche troppo buono in quelle ultime 3 righe che hai letto poco fa, perché non volevo proprio trasformare un libro che in fin dei conti è solo una breve storia scritta nel modo che ho ritenuto più, cioè che ho fatto il massimo per essere, e vedo che molti lettori mi danno ragione, di essere breve, veloce, appassionato, interessante, cioè che di questo ne sono felicissimo. Non volevo trasformarlo invece in un pamphlet politico, che è il solito, anche qua, le due estremità di chi parla di Venezia, che ci sono i pessimisti tragici e ci sono gli ottimisti invincibili. E entrambi, secondo me, cioè, si fanno tanto condizionare da quello che vorrebbero che fossero le cose, ma questa è una mia opinione personale, non di autore. Allora, per tornare alla domanda, le 5 cose da salvare della storia di Venezia. 5 momenti. 5 momenti, cioè, come dire, quelli proprio invincibili. La presa di Costantinopoli è un momento ovviamente da tenere presente, come la chiave di volta, la svolta anche nell'evoluzione della città, da piccolo potentato locale a grande potenza mediterranea. E poi ovviamente la svolta della battaglia di Agnaldello, che negli anni 30 nacque la teoria what if, la storia del se, cosa se. La battaglia di Agnaldello, si potrebbero fare film e scrivere romanzi. Se i veneziani non avessero perso quella giornata sventurata, cosa sarebbe successo? E anche lì ci sono storie eccezionali di persone incredibili, come il Doge, se non ricordo, magari tu mi ricorderai, che fu subito dopo il Doge del Renovatio. Andrea Gritti. Renovatio Urbis.
della Renovatio Urbis, che fu l'unico che tenne Padova quando arrivarono l'esercito in fuga, e lui rimase a Padova ed era già abbastanza avanti negli anni, aveva fatto il mercante bailo a Costantinopoli e si era messo a fare il guerriero, perché era un modo per fare una rapida e sfolgorante carriera all'interno dello Stato veneziano del Cinquecento, voglio dire, cioè sono figure incredibili, per cui sono dei momenti storici che si tirano dietro anche delle cose impensabili, e questi sono i grandi avvenimenti. Diciamo ancora, ovviamente la battaglia di Lepanto, ma non tanto come battaglia, che questo è un'altra cosa. A me non piacciono molto le battaglie, le armi mi fanno tanta paura, ma io penso, quando è tornata la flotta vincitrice, e per Venezia è stata l'occasione d'oro per presentarsi di fronte a tutto il mondo occidentale come la potenza che è riuscita a sconfiggere l'infedele, il turco, e l'emozionante e supremo momento di gloria, un poco ovviamente usurpata, ma non ha nessuna importanza, che ha ridato fiato a una situazione che era già abbastanza difficile. E poi io metterei anche nei momenti della storia importanti la Prima Guerra Mondiale, perché quel momento terrificante, che noi non abbiamo neanche idea, noi crediamo di aver vissuto negli ultimi 2 anni uno dei momenti più tragici della nostra città, con l'alluvione del 2019 e l'acqua alta del 2019 e la pandemia che ha svuotato Venezia, ma quando sono arrivati gli austriaci, la rotta di Caporetto, e da Venezia sono fuggiti praticamente tutti nel giro di qualche settimana, scappando via dalla città e lasciando quel povero sindaco abbandonato, Grimani, abbandonato a se stesso, che cercava in ogni modo di tenere in piedi la cosa, mentre tutti scappavano e restavano. Di risparmio organizzò, e sono stati, devo dire che e rimaneva visto solo quello che succede oggi era niente, insomma, però praticamente qui eravamo a 30 km dal fronte, e anche qui in Ateneo abbiamo quella volta ebbero venne allestita un ospedale da campo della Croce Rossa per i profughi. Momenti tragici, ma momenti anche importanti, perché poi ci fu il ritorno, insomma sono quelle cose che segnano, ecco. Per continuare, non so quanti ne ho detti, 4? Che memoria, che speravo professore. Me ne manca uno. Me ne manca uno, ma so qual è che c'è, però non mi ricordo, cioè che ne sei tanti. Dobbiamo dirlo, Pietro Orseolo II, Vabbè. Sì. Adesso faccio il basso provocatore. Hai messo 4 episodi su 5 prima del 1797. Ciò perché non volevo essere perché ci sono degli episodi che per la loro gigantezza, si dice così? Sì, no, gigantità. Gigantografia. Si stagliano sopra tutti gli altri, no? Sì, vuoi che allora nel 700 cosa possiamo mettere come? Siamo sempre prima del 797. Non so, Tu vuoi faccio un paio di esempi così. Vuoi il ponte della ferrovia? Era importante non soltanto per la costruzione del ponte della ferrovia, perché è interessante, c'è tutte delle Ferrovia Ferdinandea, Ferrovia Ferdinandea, Venezia, Milano. E chi è il procuratore uno dei procuratori? Daniele Manin. Manin, giovane avvocato, si fa le ossa lavorando per la compagnia che sta costruendo la ferrovia Venezia-Milano, Ferdinandea. Cioè la storia è tutta, visto che poi non siamo... Infatti, più che la rivoluzione di Manin e del 48, che è un altro aspetto, una cosa importante di questa, giustamente di questo che tu citi come esempio, la ferrovia fu il luogo dove molti giovani avvocati si trovarono
per gli espropri, per la conduzione, perché rappresentavano alcuni lobby veneziane anziché milanesi, e è l'esempio della creazione di una classe dirigente. La ferrovia è un escamotage sostanzialmente in realtà. La formazione della classe dirigente che si forma negli anni 40 dell'Ottocento è molto rara dopo la caduta della Repubblica, e vorrei dire che a oggi è, se non l'unico, uno dei due forse esempi di creazione di una classe dirigente che poi verrà falcidiata, mandata in esilio, però in quel momento lì quel gruppo di notabili, di borghesi, che passava anche attraverso queste stanze dell'Ateneo qui, Certo. Diede avvio a un dibattito e diede avvio poi a un movimento. Nella storia post-serenissima, post-aristocratica, quanti altri momenti abbiamo vissuto come quegli anni 40 dell'Ottocento? Forse potremmo pensare, penso a Vladimiro Dorigo, non so, gli anni 60. Sì. Ecco. 50-60 del Novecento. Sì. E forse un po' dopo, quando i primi movimenti socialisti, i primi esponenti socialisti, la sinistra lombardiana, qui c'è qualche esponente che potrebbe dire qualcosa di più, insomma, però come struttura, come complesso, abbiamo fatto fatica, perché anche nell'immediato dopoguerra, secondo dopoguerra, non è così. No, diciamo che quello della classe dirigente a Venezia è un problema nei secoli, voglio dire, cioè anche per tornare a parlare sempre del lontano passato pre-caduta della Repubblica Veneziana, cioè la figura goldoniana del nobile veneziano che pensa solo a giocare a carte, andare in villeggiatura, andare ridotto o fare l'antiquario di Scoassi, come nella famiglia dell'antiquario, no? Purtroppo a contrasto invece di una borghesia basso, alta, media, piccola anche, estremamente attiva e prolifica e impegnata socialmente, che però, come ricordava e ricorda a tutti la figura di Giacomo Casanova, se a Venezia non nasci di famiglia nobile, oppure se non puoi dimostrare di essere nato da una famiglia nobile, non hai la possibilità di accedere al governo insomma, della città. Poi anche lì è interessantissimo immaginarsi, sognare, fantasticare questi patrizi veneziani più o meno ricchi, alcuni in miseria come Giorgio Elvise Baffo, tanto per restare sempre negli stessi argomenti, che vivono insomma come un borghese di oggi ma di basso livello, e vanno a lavorare nelle cariche Ivan Passo Ducal o negli altri uffici a Rialto, e stanno lì a passarsi le pratiche l'uno con l'altro, impegnati o non impegnati in una macchina burocratica statale, che però tutto funziona e tutto si tiene fino al tracollo finale. E comunque dico, la classe dirigente, concludo, la classe dirigente veneziana è sempre stata un grosso problema. Lo è un argomento che nel libro non viene toccato perché per me è molto difficile andare, non sono uno storico di questo livello ed è anche un argomento molto difficile, ma ne voglio parlare lo stesso perché è venuto fuori il discorso. A Venezia la borghesia di origine ebraica, come Daniele Manini e molti, e che hanno anche fatto parte dell'Ateneo nell'Ottocento e nel Novecento, arriva alla fine dell'Ottocento, agli inizi del Novecento e fino all'arrivo del fascismo sostanzialmente, a sviluppare le famiglie ebraiche veneziane borghesi, sviluppano un sacco di attività industriali, manifatturiere, proto-industria del turismo al Lido, e poi tutto questo viene cancellato dalle leggi razziali e di tutto questo si impadroniscono invece altri potentati economici veneziani che fanno parte, sono organici al potere fascista, in maniera anche però
ovviamente venezianamente molto lontane dal governo centrale di Roma. Anche di qua si potrebbero parlare ore e ore. Ne avevamo detto proprio la settimana scorsa facendo la lezione di recupero del corso di storia veneta, come le classi dirigenti nell'Ottocento, anche dopo l'unità d'Italia, Venezia e comunque una parte del Veneto non riesca a esprimere una classe politica di livello nazionale, perché l'unico grande ministro e presidente del Consiglio è Luigi Luzzatti, che diventa presidente del Consiglio per un anno in una parentesi giolittiana, e poi bisogna aspettare la Democrazia Cristiana. Sì. Bisogna aspettare Rumor, Bisaglia, questi bisogna aspettare. Perché altrimenti Donat Cattin, Ferrari Agradi, Ferrari Agradi, cioè quelli che esprimevano molto spesso più il territorio comunque della città. Certo, perché è una città culturalmente avulsa dalla nazione italiana. Perché dopo perché c'è un problema riguardo il Veneto, che i giochi nel 66 sono già fatti, e questo è fuori di dubbio. Quei 7 anni di ritardo, 6-7 anni, sono fondamentali per creare una classe dirigente che sta tra Milano, Torino e Firenze, vorrei dire. E poi Venezia è, come si diceva, guardata con sospetto, perché con tutto il passato che c'era stato, già nel tempo delle municipalità e poi ancora nel 48, ogni volta che Venezia cercava di assumere la leadership di qualche movimento indipendentista, immediatamente perché aveva sempre paura dei manin, no? Avevano mal di pancia. Però adesso vorrei, anche per fare ancora più pubblicità al libro, che non è stata fatta abbastanza secondo me, sottolineare la figura femminile. La prossima domanda. Ci sono le domande ancora di riserva, certo. Grazie. Pensavo che qui 5 si fosse finita. No. Allora, ci sono più donne che uomini? Sì. Ci sono più donne che uomini perché pensavo di farlo uscire per l'8 marzo. No, sì, lo so. Non è un'operazione di bassissima ruffianeria editoriale, lo dico subito, che se cavemo il pensiero. Potrebbero esserlo però, ma non lo è. Dunque, come non sono amante degli eroi, delle battaglie, degli eserciti che si muovono sulle pianure, delle bandierine, di tutte queste cose che solitamente connotano, che vanno di moda ultimamente, vanno tanto di moda, che connotano il macismo e queste cose così, ho pensato che c'è esiste da sempre una diversità profondamente culturale profonda tra le donne veneziane e il resto delle donne delle altre città. Questa diversità si estrinseca in un modo, in un comportamento che appare dai romanzi, dalle opere teatrali, dalla storia stessa, in maniera evidente. Ed è anche, ho pensato che fosse giusto e giunto il momento nel 2022 di fare una storia di Venezia in cui si parlasse tanto anche delle veneziane più che dei veneziani, di cui ne abbiamo parlato tantissimo, cioè tutti questi dogi, 120 sono tantissimi, e tutti questi eroi, e ancora Giacomo Casanova, papi, cardinali, condottieri, navigatori, santi, capito? Tantissimi, sono tutti uomini ben bravi, ma ci sono anche tante donne, e ho pensato che sarebbe stato giusto e doveroso, perché quando i due zii, il papà e lo zio e Marco Polo vanno in Catai, no? E fanno tutto quel viaggio e stanno fuori di casa anni, decenni, a Venezia che sarà sta qualche duni che mandava avanti e a casa. Sarà sta e donne, go pensa a me, o forse un zio Sempio che a casa, sicuramente, però, nacque moltissimi anni fa dalla lettura di un bellissimo carteggio di una rappresentante della casata Querini. È rimasto soltanto il carteggio delle lettere che una Querini scriveva a suo marito, Querini anche lui ovviamente,
che andava in campagna, stava sempre in campagna, in villeggiatura, però lavorava sui campi. E lei sono rimaste tutte le lettere in un arco di 20 anni, ovviamente non tutti i 20 anni, ed è interessantissimo, e questa cosa penso che la lessi quando ero ancora giovane e ha colpito la mia fantasia in fondo profondamente, perché questa signora lasciata a casa svolge i compiti di capofamiglia, ha i suoi maggiordomi che si occupano di eseguire gli ordini che lei gli dà, di concerto con il marito, che però gli dà delle indicazioni più o meno vaghe, scrivendo appunto delle missive che 3 volte la settimana andavano e tornavano. E lei nella sua casetta, nel suo palazzo in Santa Maria Formosa, ogni sera, un giorno sì un giorno no, scrive il resoconto della giornata, in cui ci sono le notizie più piccole, ma anche goffatto, pitturare, fioriere. E se arriva da Londra è notizia che l'esercito de Francia sedrio combattere contro i spagnoli, e tutte robe così. Se tornata alle vacanze e il tuo figlio nel fio de stal, ma non c'è mica bello, sai, se massa moro diventa, perché a quell'epoca essere abbronzati non era come adesso di classe. Sarei stato fuori posto. Sarei stato fuori posto. Va bene, ecco, allora sulla scorta e sulla base di queste considerazioni anche minute, era doveroso, ho pensato, mettere come esempio nella storia, nella breve ma lunga storia di Venezia, delle figure femminili che spiegassero con la loro biografia la vita del tempo. Per cui nel lontanissimo Medioevo abbiamo la dogaressa bizantina. E non stavo a fare spoiler di tutto quello che c'è scritto. Abbiamo una figura Veronica Franco non poteva mancare. Esatto. Abbiamo Rosalba Carriera, abbiamo appunto Veronica Franco, abbiamo la Santa, l'ho detta la Santa? No, la Beata, aiutami che dica più memoria, la Beata che convento di Santo Spirito alla Giudecca, nipote del primo patriarca di Venezia, che ha la targa qua in Calle, Giustiniano. Eufemia Giustiniano. Beata Eufemia Giustiniano, e lei regge da sola un convento nel 1200-1300 alla Giudecca, cioè che praticamente a quell'epoca era come essere nel Catai praticamente, e non soltanto lo fa funzionare per 70 anni circa, accogliendo nuove monache e gestendo questo monastero, ma acquisisce talmente tanta autorevolezza e autorità che gli concedono anche altri monasteri e conventi disseminati attorno a Venezia, e quindi praticamente è come se oggi fosse una donna manager di altissimo livello. Noi siamo abituati a pensare alla vita religiosa come una cosa quasi zen e molto yoga e tutto così, ma a quell'epoca era proprio un'attività quasi militare, voglio dire, senza armi ma con la forza della religione. Sono figure emblematiche di grande forza d'animo e di volontà. Altre domande? Sì. No, parliamo di qualche donna più recente. Qualche donna più recente, per esempio. C'è una partigiana. Lasciamo perdere Peggy Guggenheim, che tutti conosciamo. Per forza. Lasciamo perdere anche Maria Pascolato, che è anche abbastanza famosa. Sì, lasciamo perdere. Però c'è una partigiana interessante. Sì, c'è una partigiana interessante. Ida d'Este, giusto? Esatto, che è stata incarcerata e torturata dai nazisti, e che fa parte di quelle figure. Aspetta che dopo non mi sbaglia, perché non posso aver tutto nella testa. Sì, stupenda. Questa è una figura importantissima, diciamo, non tanto per il suo ruolo nella vita terrena, che lo fu, ma proprio come simbolo di un cambiamento profondissimo
nella storia del nostro paese subito dopo la seconda guerra mondiale. Questa partigiana cattolica di sinistra viene incarcerata e torturata dai nazisti. Alla fine della seconda guerra mondiale viene eletta nella Democrazia Cristiana e persona molto caritatevole, era sempre stata interessata a fare nella pratica delle sue cose, fare del bene. Credo che fosse una maestra elementare all'inizio. E poi diventa deputata democristiana ed è la assistente, diciamo così, della deputata socialista Merlin, autrice della legge per la chiusura delle case chiuse. È una cosa io penso, è una cosa di una importanza assoluta, perché questa donna democristiana partecipa alla stesura della legge, la fa mettere in pratica, non viene più ricandidata dal suo partito. E finisce la sua carriera proprio per aver collaborato con una socialista in quella legge particolare che sembrava, e ancora oggi io mi ricordo da bambino quanti dicevano che quella era stata una iattura. Certo, il maschilismo è ovvio, ma comunque poi finì la sua vita aprendo un ospedale ricovero, casa di riabilitazione, diciamo così, per ex prostitute pentite, e anche questa anche non pentite. Anche non pentite. No, non so, adesso non andiamo sul difficile. No, nel senso che era un mestiere come un altro quella volta, era un mestiere ufficiale. Anche adesso, sì, sai, non è che cioè, forse adesso anzi è meglio ancora di quella volta là, perché non c'è più neanche la costrizione degli esami. Cioè, non sempre, voglio dire. Com'è? Isa d'Este. Sì. Ida d'Este. Era figlia di un primario del civile, tra l'altro, sì. Quindi famiglia anche agiata, insomma, nella Venezia degli anni 30 e 40. Ecco, se volete anche un tocco di frivolezza, di cronaca nera, c'è ovviamente la bellissima folle polacca, certo. Eroinomane, cocainomane, Tarnowskaja, la quale viene a Venezia, perché è una delle città più belle del mondo, per sposarsi con un nobilastro, e lei si attornia di uomini più o meno decerebrati sostanzialmente, che in preda, inebriati dall'alcol, dalle droghe e dalla passione, perché a quell'epoca forse più di adesso c'era tanta passione più che esercizio pratico del sesso, ecco, diciamo così. Lei li sottopone a delle sevizie inenarrabili, cui loro bramano di sottoporsi. Sadomaso tantissimo, stafili, frustini, robe così, e poi uno di questi, più scimunito degli altri, gli uccide il promesso sposo, perché sembra che un altro amante, un russo in rovina, una specie di faccendiere di alto bordo, la convince a fare questa operazione per poi andare ricevere l'assicurazione sulla vita, una roba proprio alla Agatha Christie, sì. Una cosa meravigliosa. Siamo nel 1910, esatto. Quindi pensate, siamo agli albori. Faranno il processo qui a Venezia, attirando torme di curiosi, di giornalisti. C'è ancora l'aula, è l'aula dell'Assise, no? Esatto. Sì. Ed è bellissima, che è praticamente intitolata di fatto a Maria Tarnowskaja. E fu un processo meraviglioso, perché anche lì si temprò il fiorfiore dell'avvocatura veneziana del Novecento, cioè voglio dire, psicologia, era c'era tutto, l'avvocato della madre della vittima. Una cosa meravigliosa. Sì. Invece ho letto, che questo non sapevo, che poi tutto sommato dopo sapevo che le pene erano state lievi, ma che poi lei riesce ad andare e a morire a Buenos Aires.
Sì. a Buenos Aires e scappa prima, cioè è finita la pena, si trasferisce in Argentina prima con un ufficiale dell'esercito americano, poi trova un nobilastro francese spiantato, mette su un negozio di stoffe di altissimo livello e così vive a Buenos Aires gli ultimi anni della sua sciagurata vita. Ma tutto sommato è andata anche bene. Ah, ovvio. Poi lei non aveva mica fatto niente. Cioè, non è che gli ha detto uccide, sono loro che si sono messi d'accordo tra di loro. Altre domande? Posso parlare fino alla prossima settimana? Beh, certo. Ecco, questa è una cosa che invece, un'altra cosa che ho imparato da questo, l'origine di Baia del Re. Baia del Re, quello è bellissimo, anch'io mi sono sempre Nel chiesto. toponimo. Il toponimo Baia del Re, anche qui, allora prima facciamo la storia, quella triste, e poi diciamo la cosa, Sì. il toponimo. La storia triste è che noi pensiamo che lo spopolamento di Venezia sia una cosa degli ultimi anni e sia causata da interessi, facciamo un po' di fantasia, di interessi superiori che vogliono mercificare Venezia, trasformarla in un grandissimo ostello per turisti. Ma agli inizi del Novecento le cose non erano poi tanto diverse. Esistevano dei grossissimi problemi abitativi. Le case veneziane erano in condizioni pietose perché erano le stesse case del Settecento sostanzialmente, che erano poi le stesse del Cinquecento, erano sempre quelle. Mia nonna, che abitava alla Pietà, poco distante dalla famosissima chiesa dove Vivaldi componeva e educava le fanciulle, e ancora io piccolo mi ricordo chiaramente che lei non aveva la toilette, aveva il famoso cagaor in cucina, e stiamo parlando del 1970, Ciapa, 71. Non è che fosse una cosa tanto antica, e quindi pensate le condizioni della città agli inizi del Novecento. Tantissime abitazioni erano decisamente invivibili e nello stesso tempo ci fu agli inizi sempre del Novecento una grandissima crisi abitativa, perché a un certo punto, ora il professor Gottardi, che è più professorale di me, e a un certo punto ci fu una liberalizzazione degli sfratti, esatto, per consentire, non lo so che cosa, perché non ho approfondito la cosa, ma presumo per consentire un riammodernamento anche delle case. Sì, ma perché era iniziata un po' l'industria del forestiere, come esatto, era chiamata quella volta. Quindi questa liberalizzazione degli sfratti conduce centinaia di poveracci veneziani sulle calli, perché dormì sotto i ponti no sepol, esatto, e si rifugiarono in gran parte nella caserma che si trova oggi ai Gesuiti, subito dietro che c'è la caserma Manin, ex caserma Manin. Ex caserma Manin. Cosa c'è, la finanza adesso? No, c'è i carabinieri in un piccolo posto, e poi c'è e poi adesso c'è una foresteria, ovviamente, diventa albergo. Lì, e anche al complesso Cosma e Damiano alla Giudecca vanno a vivere tantissime famiglie, ma questo continuerà perfino negli anni 60. E queste famiglie di sfrattati che vivono in queste caserme in situazioni ancora peggiori di quelli che vivevano precedentemente nelle loro tristissime abitazioni, in cui non è che avessero scelto di andare a vivere lì, è che non aveva scape a comprarsi altro, cioè per prendere in affitto altro, perché Venezia era una città con grandissimi problemi di industrializzazione, di lavoro, vabbè, inutile, però nello stesso tempo c'erano degli alti e bassi, e ogni tanto c'erano delle riprese vertiginose dell'economia veneziana, perché non è che mancasse la voglia di fare e neanche l'intenzione di fare, mancavano le occasioni, vabbè. E tutta questa gente a un certo momento, giustamente anche qui nasce un altro filone molto importante nella storia del Novecento, vengono decise la costruzione di edifici popolari, case popolari, ma nelle zone periferiche della città.
sempre stato così. E Baia del Re è una, che noi chiamiamo, è una delle zone dove per prima si costruisce. Perché si chiama così comunemente? Perché Ghesea spedizione nobile, qui è il dirigibile, quello che poi Luigi penso andrà a salvare. Esatto, che se perde in mezzo ai giassi. E per i veneziani dell'epoca andare fino in fondo è fondamentalmente non già un freddo da morire, ma ancora dopo gli dice: ma dove ti pare di andare in Baia del Re? Perché c'era proprio il posto più freddo che i veneziani dell'epoca di cui avevano contezza. L'ultimo porto da cui era partito Nobile prima di perdersi nei ghiacci. Prima di perdersi nei ghiacci. È rimasta questa evidentemente edizione popolare, sì. Da cui poi il quartiere. Ecco, per esempio, tanto per continuare sulla deportazione dei veneziani, di infimo livello sociale e culturale, però non è neanche colpa loro, voglio dire. Gran parte di questa popolazione viene trasferita in condizioni di reclusione, pensate bene, nelle casermette a Marghera, dove poi in seguito venne costruita la città giardino di Marghera, che però purtroppo non fu completata, fu solo abbozzata nelle sue linee. Le casette più vecchie, le case più vecchie di Marghera che vedete ancora adesso. Quelli Caemiliani, dici? Le casermette, quelle di Caemiliani, se quelli non in sbaglio. fondo dall'altra parte sì. Sì. Erano messi in queste casermette e tenuti sorvegliati a vista da guardie, anche perché, voglio dire, non è che fossero proprio degli stinchi di santo. In ogni caso, questi accenni sulla struttura sociale e urbanistica di Venezia pensavo che fossero importantissimi per un lettore d'oggi, anche per capire come siamo arrivati al punto in cui siamo. Cioè, non vorrei dare una connotazione negativa al come siamo arrivati, però per capire il presente bisogna ricordare il passato. Ma se io avessi scritto questa storia chiudendola nel 1797 non si poteva capire assolutamente niente. Se avessi dato minor spazio agli ultimi 2-3 secoli, lo stesso si sarebbe capito ancora meno. Penso che il dovere di uno che scrive un libro anche così velocemente da pochi scape, perché se 12 euro, sia anche potete comprare qui fuori. Anzi, dovete comprare qui fuori. Chi non l'ha già comprato ne compra un'altra copia, così è fiero del Goldoni, della libreria Ubic Goldoni se contente, e anche a me, in fin dei conti. Il dovere di uno scrittore sia quello di essere utile, oltre che divertente. E penso che questo sia uno dei motivi per cui siamo arrivati fino a qua. Bene, grazie. Adesso è il momento di qualche domanda, però. Se tra il pubblico c'è qualcuno che vuole mettere in difficoltà l'autore. Ah, certo, non è difficile. Vedo lì in fondo. Sta alzando la mano lei, no? Sì, grazie. Io normalmente mi avvicino con tremore ai libri di storia, perché, senza nulla togliere agli storici naturalmente, ma non amo gli storici perché li trovo di una pesantezza mortale, senza nulla togliere, che bisogna leggerli altrimenti non capiamo nulla. Il pregio di questo libro, che ho letto e sono riuscito ad arrivare anche alla fine, che non è poco, è che è un libro di storia che non è scritto da uno storico. Questo nulla toglie al non storico che sembra che non sappia di storia, no, sa di storia, ma ha la mano di uno scrivente o scrittore che scrive in un modo brillante, e quindi il libro è piacevole, piacevolissimo. Questo per dire, per chi lo legge, senza, ripeto, nulla togliere agli storici, anche perché lui si avvicina più a storici come Roberto Cesi, alla sobrietà di storici come Roberto Cesi, per il primo che mi viene in mente, sei l'unico che ho studiato, ma non ha importanza, si avvicina di più alla sobrietà dello storico che non a chi magari usa la storia come un'arma, per esempio nostalgica. Di questo avete già detto, ma mi incuriosiva una cosa che volevo chiedere, non per mettere in difficoltà l'autore, perché è una mia curiosità, diciamo culturale, veneziana, intellettuale. Allora, la storia di Venezia, c'è bisogno di scrivere altri libri su Venezia, e come? La storia di Venezia non è una linea retta, è una strada piena di curve, di sinuose, di trabocchetti, di insidi, di trappole. La storia di Venezia è contraddittoria. Se qualcuno prendesse la briga di leggere vari libri di storia
anche degli autori più importanti, ne ho citato uno perché conosco solo quello, no scherzo, ce ne sono degli altri, troverete molte contraddizioni e molte storie raccontate alla rovescia o in modo diverso, dove è difficile capire qual era la vera realtà, perché una vera realtà è per dire in una battaglia ci fu chi ha vinto e chi ha perso, questo è il dato di fatto, poi le interpretazioni divergono e comunque dentro la storia di Venezia ci sono molte trappole di questo tipo e molte contraddizioni, molte versioni diverse sulla caduta della Repubblica. Per esempio non è vero che tutti i veneziani erano a favore della Repubblica, c'erano molte isole di resistenza contrarie sia tra la borghesia, soprattutto in terraferma, che stavano con i francesi, per dirne una soltanto. Volevo capire, qui arriva la domanda, come l'autore si è districato nel scegliere quale via tra le varie vie diverse. Per esempio, avete parlato molto di donne, ma la contessa Tron, è vero o non è vero che affittava il suo palchetto alla Fenice più caro di quanto non affittasse le sue grazie ai suoi numerosi amanti? Grazie. Beh, allora, le grazie le regalava Sì, se intanto. ancora per Repubblica col direttore che c'è non l'avresti detta questa cosa. E togliamo subito questa ambiguità e oscurità. Dunque, sì, come dire, Lawrence Stern, l'autore di Tristram Shandy, Vita e opinioni di un gentiluomo, a un certo momento in questo suo folle romanzo costringe un incisore a rappresentare con una pagina intera tutta ammarezzata, damascata, un groviglio incredibile di puntini e di giravolte, quello che lui ritiene essere la trama del suo sconclusionato e fuori logica romanzo, dicendo appunto che la vita e la storia e qualsiasi cosa non è altro che un inestricabile groviglio di accadimenti che si intersecano l'uno nell'altro. La storia di Venezia in parte e giustamente, e anzi forse maggiormente più di altre, è così. Non a caso esisteva la figura dello storiografo, dello storico ufficiale della Repubblica, un signore pagato molto bene, autorevolissimo, che veniva scelto per scrivere, o meglio riscrivere anche a seconda delle necessità, la storia di Venezia. Marin Sanudo, il grandissimo cronachista da cui si abbeverano tutti gli storici del 400-500, non riuscì mai a diventare, poverino, con il suo grande scorno, storico ufficiale della Repubblica. Perché facevano questo i governanti di Venezia? Perché sapevano chiaramente che le cose possono essere viste a seconda di quello che conviene. Per fare un esempio banalissimo, la vittoria di Lepanto, che Venezia usò come momento di gloria e di dimostrazione della sua potenza invincibile sul mare, per gli ottomani fu una sconfitta come un'altra, un brutto momento, ma insomma neanche così grave da preoccuparsene, da strapparsi i capelli. Si ritiene soddisfatto? Grazie. Qualche altro? Abbiamo ancora qualche minuto, non troppi, vorrei. Franco? Gigi, no? Prego. Un attimo. Diamo il microfono. Prego, signora. Grazie. Mi soffermo sulla seconda cosa che voglio dire, anche se quella che mi premerebbe di più sarebbe la prima, e cioè mi è piaciuto che lei ha premesso che non ama descrivere le battaglie, da quello che ho capito, non ama descrivere. Però quando avete fatto i 5 punti, tre di questi 5 punti sono 3 battaglie, il che mi ha veramente stretto il cuore, perché allora dico, la storia la fanno le guerre, e detto in questo momento è una cosa che ci stringe il cuore. Però andiamo oltre, parliamo delle donne. Meglio, mi piace che lei abbia detto che purtroppo le donne compaiono pochissimo, non poco, pochissimo nella storia, e mi sono chiesta tante volte perché compaiono così poco, eppure di donne ce ne sono molte.
E ho sentito che lei ha citato Rosalba Carriera, che conosciamo tutti, basta andare in uno solo dei musei veneziani e incontriamo i suoi lavori, e siamo già però al Settecento. Però dopo lei, guarda caso, e mi permetto di dire guarda caso, ha citato Veronica Franco. Perché mi cita Veronica Franco? E questo glielo chiedo, invece che citarmi Gaspara Stampa? Questa è la mia domanda. Perché è un maiale. No, perché a parte che Gaspara Stampa è citata a seguito, nel libro è citata a seguito di Veronica Franco, ma ho parlato di Veronica Franco non soltanto perché è un personaggio conosciutissimo e che quindi gioco forza bisogna citare almeno, ma perché Veronica Franco è molto interessante per la sua professione di cortigiana, per il modo in cui si pone nei confronti di questa sottomissione della donna al volere dell'uomo, e perché appunto fa un discorso estremamente lucido e rivoluzionario della sua condizione di cortigiana, che lei non ama per niente, è una condizione che gli è imposta dalle circostanze e dalla volontà di emergere nella società che lei ha, e quindi Veronica Franco è simbolica per questo suo ruolo di indipendenza e di coscienza e di lucida ribellione, anche al suo ruolo di cortigiana. Infatti dopo anche se leggendariamente fonderà un istituto, ma era nelle sue intenzioni, caritatevole per le ammalate di sifilide. Però io l'ho messa non come simbolo del peccato, anzi come simbolo della donna che, se ben costretta alla lussuria, diciamo così, lo sa perfettamente e non vuole farlo, e accusa la struttura della società di costringere le donne a fare il mestiere delle cortigiane o delle prostitute. Era molto significativo secondo me, perché se noi vediamo solo l'aspetto così lubrico o divertente dell'erotismo, ci nascondiamo invece l'aspetto della costrizione e del mercimonio basso, che è tutta un'altra faccenda. Questo per quanto riguarda Veronica Franco. Per quanto riguarda le battaglie, tengo a sottolineare che delle tre che ho citato, una ho detto non la battaglia di Lepanto, ma quando sono tornate le galee vittoriose e Iga fatto festa, era tutto un altro concetto, e persino delle altre due, ma soprattutto della battaglia di Agnadello, è come solo il nome, l'etichetta, che è il simbolo di un momento, perché quello non si può assolutamente, voglio dire, è la rotta dell'esercito veneziano che dal momento di massima espansione di terraferma subisce un tracollo mostruoso. Fermo le lagune sostanzialmente per un po' di mesi. Venezia è a Malghera. A Malghera, sì. E ecco, grazie. Beh, non è che le risposte vengono date per fare contenti. Perché le ha detto... Io le ho detto che Gaspara Stampa è citata subito dopo a Veronica Franco nello stesso capitolo come secondo esempio, e ubi maior minor cessat, come chi dice. Gaspara Stampa è una figura importantissima, interessantissima, ma purtroppo è una bellissima signora di buona famiglia che scrive poesie. Non è così importante come una donna costretta alla prostituzione, alla cortigianeria, che ne ha coscienza e non vuole farlo, ma lo fa lo stesso, però lo scrive nelle sue poesie. Sono due robe diverse. Per ragioni di Stato. Esatto. E Migo preferiva Veronica Franco. E comunque il libro l'ho scritto a me e scrivo quello che voglio a me. Va bene, c'è qualche altro, possiamo concludere qui con questa dichiarazione. L'autore è a disposizione per firme ed autografi. Grazie e buona serata. Grazie. Dimmi.